Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sono le 12, vi daremo tutte le notizie dalle province del nostro territorio. Partiamo con la questione del super bonus. Il governo ha deciso di interrompere la cessione dei crediti, di annullare lo sconto sulla fattura e quindi c'è una sollevazione soprattutto degli imprenditori. Ne abbiamo sentiti tanti e ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus sentiamo cosa ha detto oggi il presidente dell'Ance Veneto dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legge sul bonus 110%, tra le altre cose ha detto si stanno decapitando le nostre imprese ma tutta l'economia nazionale è una decisione scellerata. Vediamo. Stop sconti in fatture, stop della cessione del credito, sono cose grosse. Io ritengo che per natura sono una persona che prima di litigare vuole sempre fare la pace, ma veramente in quanto è uscito dal Consiglio dei Ministri ieri sera e per quanto ho capito da quello che ha detto Giorgetti, che parlava, per usare le sue parole, parlava di scelleratezza del 110, io credo che scellerata non sia la politica del 110, ma scellerata sia la scelta che è stata presa, anche perché penso che non conoscano quali sono le conseguenze di questa manovra. Parliamo di 25.000 imprese in fortissima difficoltà, parliamo di 15 miliardi nei cassetti fiscali, parliamo di 130.000 potenziali disoccupati. Nel nostro Veneto parliamo quasi di 6 milioni e mezzo, di 6 miliardi e mezzo, di 5.000 imprese in difficoltà e di 500 milioni bloccati. Sono numeri sicuramente importantissimi, anche perché il Veneto poi era secondo a livello nazionale per i bonus fatti. Stiamo uccidendo coloro che hanno creato ricchezza, che hanno creato PIL, che producono e producevano in maniera onesta, perché non si faceva più lavoro nero e ce n'erano tanto, non si è più fatto cassa integrazione guadagni e sono miliardi risparmiati. Stiamo stoppando quella che è anche la riqualificazione di un patrimonio edilizio che vedeva per il 74% dei fabbricati estremamente energivori. Stoppa tutto questo, questo è scellerato. Giorgetti però capisco che sia un fedele soldatino di Draghi e che abbia ordinato Draghi e che Giorgetti stia ubbidendo e che quindi il boia stia decapitando le nostre imprese sul nostro territorio. E non sta decapitando solo le nostre imprese, ma sta decapitando un'economia nazionale che era importante. Quando parliamo di un terzo del PIL, non è cosa di poco conto. Proprio ora quando eravamo anche riusciti a trovare una condivisione tra regioni, camere di commercio perché potevano assorbire questi crediti. È la rabbia di Paolo Ghiotti, presidente dell'Ance Veneto. Ne abbiamo parlato ieri sera anche a Focus. Sentiamo cosa ha detto il professor Francesco Pontelli, economista. A parte esprimere un giudizio su questo tipo di manovra che è stata varata poche ore fa, per cui bisognerebbe aspettare un po', perché sembrerebbe da quello che è stato anticipato che non riguardi i lavori già in corso, per cui riguarderà quelli successivi. D'ora in poi. È evidente che però esistono due tipi di problemi. Uno, una legge che è stata scritta con una ignoranza abissale che ha portato anche a delle truffe epocali che sono state definite da Draghi la più grande truffa, visto che si fa sempre riferimento a Draghi, la più grande truffa del terzo millennio, per cui è evidente che la responsabilità andrebbe attribuita tanto al governo Conte quanto al ministro dell'economia allora, che è il sindaco di Roma attualmente. In secondo luogo, questo tipo di scelta del governo ha due problematiche. Il primo, che appunto non si riesce a capire la fine che faranno quei crediti incagliati che sono depositati, che non vengono comprati più dalle banche. Era stata comprata una parte per esempio dalla regione Piemonte per quanto riguarda determinate aziende, però queste aziende sono in crisi terribile di liquidità, non riescono a pagare neppure gli stipendi, non possono andare avanti, alcune si sono già fermate, hanno lasciato gli stessi proprietari delle case a metà del lavoro, magari senza le finestre, tanto per dirne una, per cui è tutto da vedere, senza gli infissi, quindi è tutto da vedere.
Questo era il professor Pontelli ieri sera a Focus. Andiamo avanti con la cronaca nera. C'è stato uno schianto nella notte che ha attirato l'attenzione dei residenti alla periferia di Schio. Hanno lanciato subito l'allarme. Un giovane è finito con l'auto contro un albero perdendo la vita. È l'ennesimo incidente mortale nella nostra regione. Vediamo. Tragedia nella notte lungo la strada provinciale maranese nel comune di Schio. A perdere la vita in uno schianto con la propria automobile un giovane di 24 anni. Quando i soccorritori del SUEM sono intervenuti hanno tentato il possibile per rianimarlo, ma ormai non c'era più nulla da fare. La Fiat Punto su cui viaggiava è finita contro un platano. La polizia locale che ha eseguito i rilievi sta accertando le cause del sinistro che al momento non avrebbe visto il coinvolgimento di altre vetture o persone. Il giovane conducente avrebbe fatto tutto da solo. Mentre proveniva da Marano Vicentino verso le 23, avrebbe perso il controllo della vettura andando a collidere frontalmente con l'albero sul margine sinistro della carreggiata, decedendo sul colpo. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area, hanno terminato le operazioni poco prima delle 2. Lo cercavano da diverse ore nel Bellunese, purtroppo queste ricerche si sono concluse col ritrovamento di un cadavere. Vediamo, si tratta di un ragazzo che ha perso la vita. Tragedia sulle piste di Misurina, malore fatale per un giovane originario della Repubblica Ceca che stava sciando. Chi era con lui inizialmente lo ha aspettato in pullman, poi, visto che non arrivava, sono iniziate le ricerche, allargandole man mano fuori dal tracciato dove, a metà pista, in un punto non visibile verso sera, il ventenne è stato ritrovato a terra, privo di vita, senza segni di traumi evidenti. Ieri in Coldevarda nessuno si era accorto di quanto era accaduto lungo il pendio a fianco dell'Istituto Pio XII, tanto che non è certo neppure l'orario in cui è avvenuta la tragedia. Scioccata la comunità, i cui sentimenti sono così espressi dal primo cittadino. Dunque abbiamo appreso ieri di questa triste notizia di questo povero ragazzo che purtroppo è venuto a mancare mentre stava sciando sulle piste del Col di Varda, e l'amministrazione comunale e tutta la comunità di Auronzo è rimasta sconvolta, scioccata di questo spiacevole fatto di cronaca. Purtroppo le cause ancora a noi sono incerte, aspetterà poi al medico fare gli accertamenti della causa del decesso del ragazzo. Va a tutta la famiglia e agli amici la nostra massima solidarietà, siamo vicini per quanto possibile alla famiglia del defunto e con grande rammarico diamo questa brutta notizia ai telespettatori. Per procedere alle ricerche erano stati allertati anche i volontari della stazione di Auronzo del soccorso alpino ed era stato fatto intervenire anche l'elicottero del SUM facendolo atterrare davanti all'Alpenrose alla partenza della seggiovia. Sconvolti i compagni del ragazzo che si trovavano in Val d'Ansiei per un periodo di vacanza. Servizio di Fabio Fioravanzi della nostra redazione bellunese. Adesso andiamo a Martellago dove c'è in diretta Ilaria Marchiori. Cordoglio a Martellago per la morte di Angelo Zen a causa del terremoto in Turchia. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui con il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, perché ieri nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia che nelle comunità di Martellago Maerne ma anche Romano Dezzelino non si sarebbe voluta sentire, ovvero è stato ritrovato il corpo di Angelo Zen. È stato ritrovato da un'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza, una cui squadra era stata inviata proprio dal Ministero degli Esteri a supporto della Protezione Civile italiana ed erano al lavoro da lunedì scorso per cercare Angelo Zen proprio tra le macerie dell'hotel in cui alloggiava il sessantenne. Sappiamo che era andato lì in Turchia per lavoro e che l'hotel era situato proprio nella città in cui si è verificato l'epicentro del sisma. Sindaco, purtroppo si sperava di non avere questa notizia, ma è arrivata. Una speranza che è durata 10 giorni, che purtroppo ieri sera verso le 18, quando ho ricevuto questa telefonata, si è spenta. Vanno sicuramente le condoglianze da parte mia e tutti i cittadini di Martellago ai familiari, a Patrizia e ai figli,
sicuramente una cosa molto molto brutta quella che è successa, però i giorni passavano e sinceramente le speranze erano sempre meno, anche se è da dire che sinceramente vedendo il telegiornale e vedendo che qualche superstite si riusciva a trovare ogni tanto, la speranza c'era sempre. Infatti quella era proprio la speranza di cui si era parlato anche la sera della veglia proprio nella chiesa qui a Martellago. Sì, una veglia voluta da tutta la comunità, dove Patrizia, la moglie, mi aveva chiesto proprio di farla solamente se ci credeva a questa speranza, e noi ce l'avevamo fino alla fine, che purtroppo però poi sappiamo com'è finita. In queste settimane, tra l'altro, i familiari, la moglie che risiede qui a Maerne, dove viveva appunto insieme ad Angelo, e i figli che stanno invece a Romano Dezzelino, perché ricordiamo che Angelo Zen era originario del comune del Vicentino, si sono chiusi nel silenzio, cosa che stanno continuando a fare. Lei è riuscito a sentire la moglie, però la linea è sempre quella. In questo momento poi a maggior ragione, vista la notizia che li ha coinvolti. Abbiamo rispettato la sua volontà, infatti ci siamo sentiti solo via messaggio, ho provato a chiamarla ieri sera appena saputo la notizia, giustamente non mi ha risposto, e penso sia giusto così, in quanto in questo momento di dolore starà accanto a tutti i familiari e gli amici più cari. Ci siamo sentiti verso la sera tarda, dove ci siamo scambiati dei messaggi e dove appunto mi ha ringraziato, e io gli ho detto che ho una grande voglia di vederla, di abbracciarla e fargli sentire tutta la nostra comunità quanto bene vuole alla famiglia Zen. Ecco, non si sa ancora quando rientrerà la salma di Zen, quindi ancora non si sa e non si conosce la data dei funerali, e a questo punto ne è ancora il luogo, giusto Sindaco? Esatto, non sappiamo ancora nulla perché è troppo presto. Io mi sono sentito con il sindaco di Romano Dezzelino, dove comunque abbiamo deciso che in qualsiasi luogo verrà celebrato il funerale saremo vicini uno all'altro per far vedere che le due comunità sono vicine. Tra l'altro ricordiamo che la moglie qui nell'abitazione di Maerne ha posizionato nuovamente le transenne che erano state già posizionate qualche giorno fa per evitare il via vai di curiosi e anche della stampa, e da ieri sono state messe nuovamente per proprio evitare che accada ancora. È giusto così, che in questo momento la famiglia sia stretta a loro e che li lasciamo in pace, perché comunque stanno vivendo un momento triste della loro vita ed è giusto che siano loro a stare tutti quanti insieme uniti. Ecco, noi ovviamente continueremo a monitorare la situazione anche aggiornandoci attraverso sia la Regione sia appunto anche l'aiuto del Sindaco di Martellago, per cercare di avere ulteriori notizie. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria, grazie al Sindaco di Martellago. Vediamo una notizia che ha sorpreso un po' tutti, un Super Enalotto eccezionale, 4 milioni vinti a Villafranca. Il tabaccaio ha detto, mi ha chiamato per ringraziarmi, ho capito che era di qua, a Codroipo in Friuli, pioggia di 20 milioni di euro. Alla terrazza cosa è successo? Stamani ci sono 371 vincitori con un sistema del Super Enalotto, una cifra incredibile, 90 vincitori, 371 milioni, questo è il totale della vincita. Andiamo avanti con la cronaca. È stato un incidente davvero incredibile, una tragedia ieri a Collalto di Susegana. Un uomo ha tagliato un albero che è caduto in una direzione contraria a quella che lui riteneva la direzione in cui sarebbe caduto, e ha colpito un 73enne uccidendolo. Vediamo. Stava lavorando in una zona boschiva a Collalto, in via Morgante, quando è stato travolto da un grosso albero. Silvano Moretton, 73 anni, era residente a Villanova, una frazione di Sernaglia della Battaglia. L'uomo si trovava a circa 300 metri dalla strada. Ad un tratto è stato colpito da un fusto. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Dall'ospedale di Pieve di Cadore si è alzato subito l'elicottero del SUEM, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sembra, dalle prime testimonianze, che il 73enne avesse iniziato a tagliare gli alberi per fare della legna. Uno di questi lo ha travolto, colpendolo al capo e non lasciandogli scampo.
L'uomo si trovava nel bosco assieme ad altre 2 persone, sono state proprio loro a chiamare i soccorsi. Tra i primi a giungere sul posto un residente. Io sono stato là, ho trovato un signore che conosco che mi ha venduto la casa qua. Lui è andato giù nel posto e ha detto che uno ha tagliato l'albero, l'altro non si è accorto e l'ha preso qua nel collo. Sul posto carabinieri di Conegliano 118 ed ispettori del nucleo Spisal del LUS 2, in quanto si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne assieme ai colleghi stava effettuando una manutenzione boschiva. Indagini sono comunque in corso sulle cause dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio. La famiglia, originaria di Susegana, da anni vive a Sernaglia della Battaglia, lascia la moglie e 2 figli. È morto dopo 4 giorni di ricovero l'anziano che era finito in ospedale intossicato dal monossido di carbonio sabato scorso a Campodarsego. Lo spavento e il fumo inalato hanno complicato una situazione di salute già precaria per l'anziano di 88 anni intossicato sabato scorso nella sua casa di via San Francesco tra Bronzola e Fiumicello di Campodarsego. L'uomo è morto in ospedale a Campo San Piero dove era stato ricoverato. Erano circa le 10 di sabato quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell'abitazione per le esalazioni di monossido che uscivano da una stufa a pellet. L'anziano intossicato era rimasto sempre cosciente, ma per prudenze i sanitari del SUEM 118 sul posto con gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese lo avevano portato in ospedale, dove era rimasto ricoverato in osservazione fino all'improvviso peggioramento. La data del funerale dell'88enne non è ancora stata fissata. 3 giorni di festa per Carnevale a Treviso, ovviamente un carnevale che si svolgerà nella più completa sicurezza, e quindi sentiamo come intende la polizia locale blindare questo carnevale, soprattutto per evitare incidenti e disordini a volte causati anche dalle baby gang. Ci colleghiamo con Christian Arboit. A te la linea, Christian. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo con Nicoletta Rizzetto all'esterno del comando di polizia locale di Treviso, con me il comandante Andrea Gallo, che ci deve aggiornare su alcune importanti novità per il weekend di Carnevale. Prima però la cronaca, non so se riuscite a mandarle in onda, ci sono delle foto che sono relative a ad un atto di vandalismo Novax alle scuole medie Paludetti, quindi siamo in zona San Giuseppe a Treviso, che sono scritte insolite per certi versi, sono a caratteri cubitali, non era mai successo, comandante Gallo. Sì, siamo stati contattati questa mattina anche dalle altre forze di polizia, perché questa mattina appunto questa scuola si è ritrovata queste scritte, diciamo le solite scritte ma con le caratteri cubitali, quindi diciamo nuove rispetto al solito purtroppo. Una scuola quindi anche penalizzando l'attività scolastica che è stata interrotta, quindi c'è anche il reato di interruzione di pubblico servizio. Naturalmente le indagini sono avviate, sicuramente Polizia di Stato e Carabinieri saranno intervenuti, quindi diciamo che grazie anche alle immagini di videosorveglianza speriamo di ritrovare degli indizi nei confronti di queste persone. Quindi speriamo nelle prossime ore di avere dei dettagli in più. E poi veniamo al Carnevale, direttore, perché è un weekend di tante iniziative, di grandi iniziative qui a Treviso, da domani fino a martedì grasso. Si ritorna all'epoca pre-Covid. L'anno scorso sì, c'era stato un carnevale ma in forma ridotta, quindi si attendono grandi numeri, oltre 100.000 persone al giorno, comandante. Sì, le previsioni sono queste, nel senso di una città piena. Naturalmente, come ha detto lei giustamente, la manifestazione ritorna a essere quella pre-Covid. Sappiamo che nel 20 e il 21 sono state di fatto sospese, l'anno scorso c'è stata qualche manifestazione ma diciamo molto, molto blanda. Quest'anno invece tornano oltre 20 carri a sfilare in tutta la città di Treviso, quindi ci aspettiamo una città piena e naturalmente una città che spettatori che andranno a occupare i parcheggi che sono messi a disposizione intorno alle mura. Ecco, e da qui le decisioni proprio di questi minuti prese con il sindaco Mario Conte da domani, quindi domani e domenica che cosa accadrà?
Sì, questa mattina abbiamo deciso insieme al sindaco di chiudere il centro di Treviso solo nel pomeriggio di sabato e di domenica. Naturalmente martedì sarà tutto chiuso alla città e sarà precluso il traffico, ma proprio perché ci aspettiamo migliaia di persone, soprattutto migliaia di bambini, cercheremo di chiudere, anzi chiuderemo sicuramente il Can Maggiore e Piazza dei Signori dalle 14 alle 18, sia domani che domenica pomeriggio. Come avviene di fatto, per intenderci, per chi ci sta seguendo da casa, come avviene durante le festività natalizie, nei giorni clou? Sì, sarà una grande isola pedonale dove i pedoni potranno transitare senza avere il timore di avere macchine che transitano in questa ZTL, quindi sarà una grande isola pedonale per famiglie e bambini. Ecco, ci sarà un focus specifico sui ragazzini in modo da evitare atti di vandalismo, baby gang e così via. Sì, il comando metterà in campo oltre 100 persone, saranno 100 agenti e poi ci saranno in aggiunta anche 15 volontari della protezione civile, quindi ci aspettiamo una città piena, naturalmente anche di ragazzi, e quindi il comando assieme alle altre forze di polizia metterà il massimo delle forze a disposizione per garantire sicurezza a 360 gradi. E all'insegna della massima sicurezza a 360 gradi un nuovo servizio per le auto in sosta contro i toppi d'auto, sostanzialmente. Sì, il timore è che quando ci sono situazioni di questo genere con parcheggi pieni di macchine ci possano anche essere questi toppi d'auto come lei li ha chiamati giustamente, quindi avremo come polizia locale un servizio in più fatto naturalmente sia da personale in borghese che in uniforme, in modo tale da prevenire e se del caso fermare persone che possono in qualche modo avvicinarsi alle macchine per fare danni e furti alle auto stesse. Ultima battuta, comandante, sulla nebbia di questi giorni, state vigilando anche su questo? Sì, stiamo vigilando, naturalmente la nebbia di ieri e anche di stamattina era molto pesante, quindi fortunatamente non ci sono stati incidenti, per cui speriamo che il tempo sia favorevole in questo fine settimana dove ci attendiamo centinaia di migliaia di persone. Grazie comandante, grazie per tutti questi aggiornamenti. Con Nicoletta Rizzetto, direttore dal comando della Polizia Locale di Treviso, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, andiamo avanti con la cronaca. Sono stati identificati 3 ragazzini che hanno lanciato un sasso da un cavalcavia della Pedemontana rischiando davvero di fare molto male a automobilisti che per fortuna non hanno subito conseguenze. Sono 3 minorenni individuati dai carabinieri di Montebelluna. Sono 3 ragazzi con lo scooter, stanno passando ora sul cavalcavia e ci hanno tirato i sassi dal cavalcavia. Prima il sasso lanciato, poi la fuga in motorino, testimoniata dal video di chi ha visto la morte arrivare vicinissima. Sono passati pochi giorni dall'allarme lanciato su Facebook dall'automobilista toscano Alessandro Francardi e dalla moglie, di passaggio nella Marca e quasi vittime di una tragedia. E i responsabili hanno già un nome e un volto. 3 ragazzini italiani fra i 15 e i 16 anni, tutti residenti tra Montebelluna e Trevignano, la zona dove hanno trasformato una domenica come tante in una potenziale tragedia, lanciando il proiettile di pietra dal cavalcavia numero 67 lungo la Pedemontana e colpendo il parabrezza dell'auto di Francardi, vivo per miracolo assieme alla moglie e al figlio. 3 giovanissimi ora indagati dai carabinieri. I militari li hanno individuati grazie a una sapiente conoscenza del territorio e dei gruppetti di giovani gravitanti in città. Riscontri raccolti sul campo, incrociati con le testimonianze, fino ad arrivare ai responsabili. Nessun precedente per loro, chiamati adesso a spiegare l'assurdo gesto. Bravata per noia o gusto del pericolo. Nel frattempo, ad essere convocati in caserma sono stati i genitori, sconvolti, come sono sconvolte le comunità di Montebelluna e Trevignano, messe di fronte a realtà che non riguardano soltanto situazioni di degrado, ma anche le cosiddette famiglie normali. Per il primo cittadino non è più tempo di giri di parole. Mi preme ringraziare le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Montebelluna, che hanno identificato i 3 deficienti, perché questo è il loro nome. Mi sono stancato di girare intorno alle faccende, bisogna dire quello che è. Ovviamente un fatto gravissimo che poteva essere ancora più grave. Io vorrei anche ringraziare veramente la vittima di tutto ciò, che ha avuto la prontezza dei riflessi di non andare fuori strada e di segnalare in maniera ineccepibile poi i vari dettagli che hanno permesso l'identificazione di questi 3 deficienti. Davvero la vittima di questo atto riprovevole è riuscita a fotografare, avete visto le foto di uno dei ragazzi, attraverso quella foto, quell'immagine i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili e la vittima per fortuna non ha subito conseguenze gravi, ha detto tra l'altro sono in pena per le famiglie di quei ragazzini che adesso subiranno le conseguenze del loro gesto. Sentiamolo.
Poteva scapparci morto, poteva essere un incidente gravissimo, poteva uccidere mia moglie, mio figlio che era in macchina, che mi ha posto nel sedile posteriore. E a noi ci è andata di lusso. Torna costantemente a quei momenti terribili, non può essere altrimenti. Sono passati solo pochi giorni dal suo allarme su Facebook, quelle foto postate e quel messaggio che ha innescato l'indagine dei carabinieri, giunte in breve tempo a termine. Dalla sua Pitigliano in Toscana, Alessandro Francardi riavvolge il nastro. Il colpo, la paura, il sollievo per essere ancora vivi e ora un timore che non se ne va, quello di passare sotto i cavalcavia. Io e mia moglie, in una strada deserta come era quel giorno, che non c'era nessuno, né di macchine che passavano e neppure di persone in giro, l'autostrada era completamente deserta, vedendo quelle 3 persone sul cavalcavia, le posso dire che ci abbiamo pensato, ma questi cosa fanno là sopra? Non tireranno mica qualcosa? Ma nel tempo di pensare eravamo già sotto e era già arrivato il sasso. Importante, spiega che siano stati individuati, ma non c'è solo questa sensazione. Siamo genitori anche noi, spiega l'uomo, e abbiamo visto subito che quei ragazzini erano giovanissimi. Questi giorni siamo stati molto in pena, soprattutto per i genitori, che ci dispiace che succeda una cosa del genere, perché ci mettiamo nei panni di chi adesso sta vivendo questa cosa dall'altra parte. Io e mia moglie pensiamo la notte ai genitori, che se fosse stato il nostro, insomma, ci dispiace veramente tanto per la situazione familiare che si è creata, però giustamente questi ragazzi bisogna essere un attimino resi consapevoli di quello che hanno fatto. Il ministro per l'autonomia, le autonomie Calderoli sta andando avanti con la riforma dell'autonomia a passo molto spedito. Ci sarà un altro incontro importante dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri della bozza dell'autonomia. A marzo ci sarà la conferenza dello Stato e delle regioni con le province e i comuni, quindi un'altra tappa importante è l'accelerazione proprio impressa da Calderoli, il quale... lo vediamo in queste immagini, il quale nel frattempo ha impugnato la legge di bilancio del Veneto. È abbastanza paradossale, si è commentato da più parti, il Veneto chiede maggiore autonomia tributaria, con questa legge di bilancio voleva trattenere l'IRAP, entrate arrivate anche da multe pagate all'Agenzia delle Entrate, e invece Calderoli questa legge di bilancio l'ha impugnata. Ovviamente il Veneto pare non voglia mollare, la Regione, e farà ricorso alla Corte Costituzionale. Dovremmo avere un altro collegamento tra poco, abbiamo tutte le dirette in previsione dalle nostre province, però andiamo avanti allora non avendo ancora dei colleghi in diretta. Vediamo la questione delle auto elettriche. Come sapete, secondo una normativa dell'Unione Europea dovremo rinunciare alle auto a benzina e a diesel dal 2035, dovrebbero esserci solo auto elettriche. Vediamo le reazioni di automobilisti e benzinai. La strada è segnata. L'addio dell'Europa ad auto e furgoni nuovi a benzina e diesel dal 2035 è stato ufficializzato dalla Commissione Europea, una decisione che divide i vicentini. Il governo si è già detto contrario per il pericolo di perdere posti di lavoro e mettere in crisi le industrie automobilistiche italiane. Un possessore, sono felice di questa cosa, insomma mi trovo molto bene, penso che sia una cosa positiva anche per l'ambiente, per cui insomma sono contento. Non vedo nessun senso tutta questa elettricità e incremento della domanda di elettricità, producendo elettricità con il carbone, la cosa più sporca che esista. Anche nel Vicentino sono in netto aumento le colonnine di ricarica nei luoghi pubblici. Nel parcheggio del centro commerciale Le Piramidi, ad esempio, ce ne sono quasi 30 e sempre molto frequentate. La ricarica per i vicentini è il nodo della questione e l'unica criticità. È una scomodità la ricarica o no? In certi casi può esserlo se si fanno viaggi lunghi, bisogna un po' entrare nell'ottica di fermarsi, ricaricare e sfruttare i punti di ricarica veloci. La discussione è anche sui costi, con il caro bollette anche ricaricare l'auto costa di più.
Sono d'accordissimo, bisogna aiutare l'ambiente, perché se continuiamo così ci autodistruggiamo, quindi io la vedo molto positiva. Però anche l'energia costa di più adesso, influisce questo? Beh, diciamo che io spero che la situazione con il discorso anche guerre e così vada a finire, e quindi le tariffe si stanno già abbassando. Per ricaricare l'auto dunque serve elettricità. Come la produciamo? In Germania e Polonia con centrali a carbone aumentate fino all'80%. Secondo me le industrie automobilistiche devono iniziare a produrre diesel molto performante e ecologico. Infine c'è il timore di chi ha un'auto che teme di dover svendere, rottamare o sostituire. Va ricordato che nel 2035 non si potranno vendere auto con motore che va a benzina o gasolio, ma quelle già esistenti potranno continuare a circolare. Però al 2035 mancano solo 12 anni, troppo pochi. Una decisione così drastica non è urgente. Penso di no, che non sarebbe... So che è meglio avere un'aria più pulita, devono darci l'opportunità però. Detto che le auto di lusso, Maserati, Ferrari, Lamborghini avranno la proroga di un anno, dal Ministero per l'Ambiente viene anche l'indicazione di spingere per i biocarburanti che sono puliti. Di certo a Vicenza le aziende del settore sono centinaia, tutte già in fermento. E ci sono commenti molto negativi da parte di tutti gli imprenditori del settore, non soltanto delle case automobilistiche, ma di tutto l'indotto, e si dice che queste misure favoriranno soprattutto il mercato cinese. Ma abbiamo raccolto su questo altri pareri di automobilisti che passano per le aree di servizio. Sentiamo. E non pensa di comprare un'auto elettrica subito lei? No, perché ho constatato che costa un sacco di soldi. O no? Se no faceva fare come gli americani, che ora gli dai i soldi a gente e ora compra macchine elettriche, o no? Quindi ci vuole l'incentivo? Certo, se la gente vuole spendere più soldi per comprare una macchina elettrica costa molto di più. È proprio il discorso che delle batterie la mia coinquilina che abita sopra di me ha una ibrida. Sì. Una batteria che ha detto che aveva cambiato batteria costa 2.000 euro. Un NCC potrebbe funzionare meglio con un'auto elettrica? Ce l'abbiamo, un disastro. Come mai? Arriva fino a 280 km. E poi? E poi sperando di trovare la ricarica. Poche, e ci vuole almeno 2 ore. Un disastro perché non facciamo chilometri e per noi vuol dire andare a Cortina, trovare la ricarica libera e rimanere a Cortina. E rimanere a Cortina quel tempo per ritornare indietro, perché sennò non puoi caricare. Lei si comprerà un'auto elettrica? Comprano volentieri. Perché secondo lei gliela deve comprare qualcuno, un incentivo? Certo che sì. Certo. Ma sarebbe contenta ad averla? Sì. Quindi è una buona idea quella del Parlamento europeo. Però devono abbassare i prezzi delle macchine elettriche e dare incentivi per poterne comprare un'altra. Sì, sull'auto elettrica sono d'accordo, poi però bisogna vedere, perché per l'auto elettrica ci vogliono altri componenti e bisogna vedere le materie prime dove le andiamo a prendere. Adesso vediamo, ci sono le guerre per quelle cose lì. Quindi dovremo vedere. E ci vorranno anche le colonnine un po' dappertutto? Un po' dappertutto, sarà un problema, insomma, non lo so. Dichiarazioni raccolte da Fabio Mason. Abbiamo dato già in apertura questa notizia, la ridiamo. Superenalotto, 4 milioni vinti a Villafranca, una vincita clamorosa con 371 milioni, 90 i vincitori, diversi in Veneto, in Friuli, Venezia Giulia. Il tabaccaio a Villafranca mi ha chiamato per ringraziarmi il vincitore, ho capito che era di qua. Anche a Codroipo, pioggia di 20 milioni di euro. Ci collegheremo tra pochissimo con Chiara Gaiani da Villafranca, vedremo se riusciremo a parlare con il tabaccaio e con i residenti. A tra poco, pubblicità.
Di nuovo in diretta con Focus TG, un altro gravissimo incidente sulla Valsugana, teatro di scontri, di tamponamenti, e questa volta c'è stato uno scontro tra un bus e un tir e molti feriti che sono stati ricoverati negli ospedali di Padova e di Cittadella. Dopo l'ennesimo incidente lungo la Valsugana, ieri al confine tra Cittadella e San Giorgio in Bosco si riaccendono i riflettori sulla pericolosità della strada, sempre molto trafficata e arteria principale che collega la città di Padova con l'Alta Padovana e il Bassanese. Il bilancio del tamponamento avvenuto ieri all'ora di pranzo tra un camion e un furgone che ha coinvolto anche un pullman di linea di Bus Italia è di 9 feriti che sono stati portati negli ospedali di Cittadella e Padova. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni, ma il bilancio poteva essere ben più grave. Quando il camion ha urtato il furgone, il mezzo infatti è stato sbalzato sulla corsia opposta. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e si è evitata così la tragedia. Nell'incidente però è stata coinvolta una corriera che a quell'ora era piena di studenti che tornavano a casa da scuola. 6 passeggeri feriti, tra di loro ragazzi e pendolari. Ferito anche il conducente del tir e i 2 fratelli idraulici che invece erano sul furgone tamponato. Da anni si discute di risolvere il problema del traffico della Valsugana con la realizzazione di varianti, ma non è mai stato fatto nulla. Ieri, dopo l'incidente, il traffico ha subito rallentamenti per oltre 3 ore finché i mezzi non sono stati rimossi e l'asfalto ripulito dalle perdite di olio e dai rottami. Adesso andiamo in diretta a Cittadella dove dovrebbe esserci Vanessa Banzatto che ancora non vedo, ecco la vedo adesso, è con il sindaco di Cittadella. A te la linea Vanessa, se siete collegati, prego. Sì, buongiorno a voi da studio e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo assieme al sindaco di Cittadella Luca Pierobon a seguito proprio dell'ennesimo incidente stradale che si è verificato ieri lungo la Valsugana. Valsugana, che vogliamo ricordarlo, 47 Valsugana, è stata definita da tantissimi la strada killer perché purtroppo, soprattutto negli ultimi tempi, sono numerosissimi, sempre più frequenti gli incidenti stradali che si verificano, alcuni anche con esito mortale. Una situazione che sta preoccupando parecchio, soprattutto voi amministratori, sindaco. Sì, buongiorno a tutti. È un argomento che è sul tavolo delle amministrazioni comunali ormai da oltre 10 anni, nel senso che le amministrazioni comunali tutte continuano a trovarsi per cercare di trovare una soluzione al bypassare quella che è la statale 47, una statale importante che vede circa 40.000 veicoli al giorno che transitano appunto per questa strada e molti sono anche veicoli pesanti. Tenete conto che è la strada che congiunge praticamente Padova con l'Austria e la Germania, quindi potete immaginare qual è il flusso commerciale importante. Quindi una strada molto pericolosa perché comunque passa in mezzo a tantissime cittadine, a tantissimi paesi con tantissime emissioni laterali e quindi è una strada che va rivista sicuramente sotto l'aspetto progettuale e va rivista soprattutto sotto l'aspetto economico, dove servono importanti investimenti, ecco, per migliorare quella che è la viabilità più importante dell'Alta Padovana e del Bassanese. Poi ricordiamo anche che la Valsugana è per un tratto statale, quindi diciamo così da Trento fino a Cittadella proprio, che fa un po' da spartiacque, è statale e poi diventa una strada provinciale fino a Padova. Beh sì, esatto, e quindi gli enti interessati sono molti, oltre all'ANAS c'è anche appunto la provincia di Padova. È anche vero però che gli amministratori si sono mossi negli ultimi anni per cercare di far passare anche il tratto che da Padova arriva fino a Cittadella per farlo passare sotto l'ANAS, quindi farlo diventare statale. Per che motivo? Per avere una progettualità che sia unica e che possa essere appunto condivisa con le amministrazioni. E negli anni diciamo che il tratto Padova-Cittadella le amministrazioni sono riuscite a trovare un accordo su quale potrebbe essere un'eventuale viabilità alternativa. Nel tratto invece che parte da Cittadella e va verso Bassano, si sta ancora discutendo. Tra l'altro proprio la questione 47 Valsugana è al vaglio della Regione Veneto. Io ricordo l'assessora De Berti quando appunto ha dichiarato che questo tratto di strada va assolutamente preso in mano anche a livello regionale. Sul tavolo quindi al vaglio diversi studi. Voi amministratori siete stati messi al corrente degli sviluppi che ci sono fino ad oggi? Ma noi siamo stati convocati per vedere appunto un progetto che parte da Carpanè e arriva fino a Cittadella, quindi nel tratto dell'ANAS, dalla Regione
Veneto con ANAS presente. Ci hanno mostrato diverse ipotesi, ad oggi noi abbiamo richiesto documentazione perché i comuni effettivamente non hanno nulla in mano, quindi una documentazione progettuale che ci permette di valutare se questi percorsi sono effettivamente fattibili nel nostro territorio, perché potete immaginare cosa vuol dire una nuova strada in un territorio densamente urbanizzato come può essere Cittadella, Tezze, Rosà e Bassano del Grappa. Anche perché poi si pensava anche che la stessa pedemontana potesse creare un po' uno snellimento del flusso veicolare. Beh, la pedemontana sicuramente snellirà nel momento in cui ci sarà l'apertura totale appunto da Montecchio fino alla zona del Trevigiano, ma snellirà la statale 53, cioè quella che parte da Vicenza e arriva fino a Treviso. Noi dobbiamo far sì però che il traffico poi venga convogliato sulla nuova pedemontana e quindi questa eventuale nuova viabilità realizzata dall'ANAS potrebbe portare appunto a scaricare gran parte del traffico anche sulla nuova pedemontana. È chiaro che l'investimento è un investimento milionario, ci parlano di decine di milioni di euro, se non centinaia, e quindi siamo agli albori, ecco, di tutto. Anche perché tempi non se ne possono dare a oggi. Impossibile, non c'è nessun tipo di progetto, c'è un tentativo di studio di fattibilità che i sindaci ancora non hanno visto, anche perché poi i sindaci dovranno sedersi a tavolino tra loro e confrontarsi, quindi noi con Tezze e con Rosà abbiamo scritto appunto all'ANAS che ci facciano avere i progetti per poter sederci a tavolino noi e ragionare sui nostri territori e poi confrontarsi anche con i cittadini. È chiaro che qui si parla di sicuramente un bel po' di anni. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Cittadella Luca Pierobon e vi ricedo la linea. Grazie Vanessa Manzatto e al sindaco di Cittadella Pierobon. In regia questa mattina ci sono Tony Esposito, Mattia Pizzaia, Italo Morao. Vediamo l'allarme truffe a Marostica, un altro sindaco, Matteo Mozzo, che lancia l'allarme e che invita i cittadini a stare molto attenti a presunti incaricati dei servizi sociali che non sono mai stati incaricati ma che entrano nelle case, soprattutto quelle abitate dagli anziani, cercando di confondere loro le idee con domande strampalate per poi portare via tutto quello che trovano. Vediamo l'appello del sindaco Mozzo. Allarme truffe a Marostica, dove sono attivi proprio in queste ore finti incaricati dei servizi sociali. A mettere in allerta la popolazione è il sindaco Matteo Mozzo, che ha raccolto parecchie segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di persone che tentano di entrare nelle case spacciandosi per incaricati dei servizi sociali comunali. Il loro approccio, fanno sapere dal municipio, è basato sulla tradizionale raffica di domande per mandare in crisi la vittima, solitamente anziani che vivono soli, e per creare apprensione su presunti rischi che corrono il denaro e i preziosi custoditi in casa. Il consiglio dell'amministrazione è sempre quello: chiamare immediatamente il 112 e non far entrare nelle abitazioni sconosciuti. Inoltre il personale comunale utilizza sempre auto con lo stemma o della cooperativa incaricata o del municipio. Mozzo chiede quindi la collaborazione della cittadinanza per la tutela degli anziani, rivolgendosi soprattutto ai giovani. Vi chiedo di aiutarci in quello che è il sostenere tutta la comunità. Se vedete delle situazioni particolari, movimenti differenti dal solito, di avvisare le forze dell'ordine, anche semplicemente per fare un controllo. Ricordatevi che una segnalazione in più non è mai sbagliato farla, anzi magari state aiutando inconsciamente il vostro vicino di casa oppure un parente anziano che potrebbe essere truffato da lì a poco, per cui veramente vi chiedo di segnalare che noi siamo qui. Servizio di Ferdinando Garavello. Avrete sentito le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Antonella Viola, che ha detto il vino può mettere a repentaglio la salute, può favorire il cancro, e qui hanno reagito ovviamente tutti i produttori di vino e non solo. E in ogni caso, per la prima volta in Italia un'azienda vitivinicola di Bibano, in questo caso, ha inserito sull'etichetta delle proprie bottiglie l'indicazione non più di 2 bicchieri al giorno. Vediamo di cosa si tratta. È giusto invece educare il consumatore dicendogli che è giusto bere con moderazione. 2 bicchieri è quello che ci dice la medicina che sono tollerati
normalmente da un uomo. Spiega così Sandro Bottega la decisione di apporre per la prima volta in Italia nell'etichetta delle proprie bottiglie un marchietto a forma di cuore con l'avvertenza: vi suggeriamo un consumo massimo giornaliero di 2 calici. Non una provocazione, non un'imposizione né un invito al consumo, sottolinea Bottega, bensì un'educazione ad un corretto comportamento. Non vogliamo dei clienti ubriachi, vogliamo dei clienti contenti, e 2 calici di vino al giorno fanno bene a tutti. Una prima risposta dunque del settore vitivinicolo italiano alla decisione dell'Irlanda di integrare nelle etichette degli alcolici indicazioni sanitarie sui possibili danni, come accade con i pacchetti di sigarette, chiedendo un'estensione anche agli altri paesi dell'Unione Europea. Ci opponiamo e penso che sarebbe anche giusto ad arrivare ad una disobbedienza, non applicando questa norma nelle etichette. Se dovessero far indicare una cosa del genere nelle etichette, dimostrano un senso di irresponsabilità nei confronti del consumatore, nei confronti dell'industria. Non è questo il modo, conclude Bottega, per educare e combattere comportamenti sbagliati. Ci sono altri metodi per ottenere un risultato di diminuzione dei consumi laddove ci deve essere una diminuzione dei consumi. Nella maggior parte dei casi chi beve alcol non è un ubriacone, è un regolare consumatore. Ci sono dei casi invece di alcolismo che devono essere corretti. Servizio di Francesca Bozza, state con noi perché adesso avremo la parte dell'approfondimento con i nostri ospiti. Parleremo del ministro Calderoli che ha impugnato la legge di bilancio del Veneto. A tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con Focus TG, vedete in alto abbiamo sempre il nostro counter, 1944 giorni dal referendum sull'autonomia, e sull'autonomia il ministro Calderoli sta andando avanti spedito, ma intanto ha impugnato la legge di bilancio del Veneto, la legge di stabilità del Veneto. A molti commentatori è sembrato un controsenso, una contraddizione, andare avanti sull'autonomia e intanto limitare in qualche modo l'autonomia del Veneto impugnando questa legge. La Regione ha fatto sapere che non arretrerà di 1 millimetro e quindi ci sarà un ricorso alla Corte Costituzionale. Saluto i nostri ospiti, Isabella Dotto di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, grazie molte. Il candidato sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso. Buongiorno. Buongiorno dottor Teso, e dovremmo avere, non so se lo abbiamo già, dovremmo avere collegato via Skype Luciano Sandonà, non c'è ancora, lo avremo tra poco, Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega. Allora, dottoressa Dotto, qual è la sua opinione su questo? È un attacco, è un fuoco amico, qualcuno ha detto, no? Calderoli che sta spingendo molto per arrivare all'autonomia, però su questo ha frenato e in qualche modo ha creato un problema al Veneto, no? Beh, stiamo parlando innanzitutto di una questione squisitamente tecnica. Cerchiamo di spiegarla chiaramente. Si tratta della prima impugnazione ad una legge di stabilità del Veneto, relativamente alla legge di stabilità che è stata varata il 23 dicembre del 2022, la numero 30, la legge regionale appunto del Veneto, e riguarda soprattutto la parte relativa, diciamo, all'articolo 10 delle disposizioni di questa legge. Che cosa si dice nella sostanza, per farci capire soprattutto da casa? Sostanzialmente il ragionamento che ha fatto la Regione Veneto è stata la seguente: allora recuperiamo tutti i tributi regionali relativamente all'IRAP ad esempio, e attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso incassiamo questi introiti alla tesoreria regionale. Apriamo un conto corrente presso la tesoreria regionale. Sì. Allora, cosa significa tutto questo? Facciamo un esempio concreto per chi ci ascolta, per la signora Maria evidentemente da casa. Allora, hai evaso, bene, ti do la possibilità di recuperare, quindi di pagare
quei soldi, quelle entrate, e non stiamo parlando di bruscolini, stiamo parlando di 20-30 milioni di euro l'anno, quindi sono parecchie somme, ingenti evidentemente. Ebbene, ti do la possibilità di procedere con ravvedimento operoso, quindi paghi, ma quei soldi invece di farli andare a Roma li tratteniamo in Veneto. Ecco perché si parla di autonomia a livello appunto tributario. Ora la Regione Veneto ha detto no, non si tratta di autonomia tributaria. Io ritengo di sì, questo è il tema. Ciò che suscita clamore ovviamente e che è oggetto di dibattito, no, mediatico, giornalistico, è il fatto che un ministro della Lega, nel caso di specie stiamo parlando appunto Calderoli, abbia, si dice, questo si apprende evidentemente dai giornali, abbia in qualche modo, no, sollecitato questa impugnazione di fronte alla Consulta, perché adesso deciderà la cosiddetta Corte Costituzionale, la Consulta, attraverso un suo pronunciamento su questa impugnazione, che non è stata fatta di persona da Calderoli. Io voglio ricordare, da parte soprattutto di chi ci ascolta da casa, che abbiamo un apparato burocratico, i cosiddetti tecnici a Roma, che studiano le carte, hanno studiato la legge di stabilità e hanno detto al Ministro: guarda, che questo articolo 10, queste disposizioni non va bene, quindi dobbiamo rivolgerci alla Corte Costituzionale. Questa è la lettura personale che io do a questa vicenda, che naturalmente è fresca, quindi prima di questa sera ne sapremo sicuramente di più. Di sicuro. Beh, poi il problema di fondo rimane quello delle risorse, no? L'addizionale IRPEF non è stata aumentata in Veneto da molti anni, ha ribadito più volte il presidente Zaia, però per esempio i comuni anche recentemente si sono detti contrari alla rottamazione delle cartelle, dottor Teso, perché temono di doversi privare di queste entrate, sia pure limitate, ma sappiamo che i comuni hanno le casse, insomma non dico vuote, ma insomma dissestate, quindi molti comuni, e quindi fanno carte false perché possano essere rimpinguate. Il problema della tassazione a livello locale è una questione che storicamente impegna l'essere umano. Pensiamo che la rivoluzione americana scoppia essenzialmente per una questione tributaria. Gli inglesi avevano quel principio no taxation without representation, cioè io pago le tasse e per questo sono rappresentato. Quindi discutere a livello locale di tassazione significa anche dare rilievo alla comunità locale che decide, per quanto compatibilmente con l'ordinamento, che tasse pagare, quanto pagare e soprattutto come spendere i soldi. L'azione del Consiglio regionale, della Giunta regionale è in questo senso, cioè i soldi sono stati esatti in Regione Veneto, lasciateceli gestire e facciamo un po' un salto in avanti rispetto alla normativa esistente. È uno dei tanti conflitti di attribuzione che il titolo quinto della Costituzione, l'articolo 117, in questi ultimi anni ha contribuito a esacerbare. Questo perché tra Stato e Regione e enti locali in genere c'è un conflitto continuo sia sulle competenze e adesso anche in materia tributaria. La materia tributaria è di competenza esclusiva dello Stato, lo dice il comma secondo dell'articolo 117, quindi la Regione non avrebbe autonomia in questo senso. Giustamente però la Regione Veneto tenta di fare un passo in avanti e insomma, ricordiamo che da sempre il nostro diritto è riconosciuto come un diritto vivente, cioè non viviamo solo sulla base delle leggi che esistono, ma tentiamo anche di interpretarle in un'ottica di prospettiva, quindi tentiamo di fare dei passaggi in avanti interpretando in maniera evoluta la norma esistente, che magari è un po' più datata, per compiere dei balzi in avanti. Se non ci fossero stati i pretori d'assalto negli anni 70 che interpretavano la normativa in maniera a volte rivoluzionaria ma sicuramente innovativa, oggi saremmo ancora fermi molto probabilmente a norme in materia sindacale o di diritto del lavoro degli anni 60. Poi il Parlamento, il Governo recepisce questo bisogno e interviene in sede normativa. Bene ha fatto la Regione Veneto a provocare una discussione su questo argomento. Io ritengo che sarà un altro argomento di discussione che il Ministro non mancherà di portare al tavolo del Governo. Allora abbiamo collegato anche il consigliere regionale della Lega Luciano Sandonà. Buongiorno Sandonà, grazie
Grazie, non la sentiamo, ecco se può attivare l'audio, vediamo se provi. Sì, buongiorno. Ecco, la sentiamo, adesso la sentiamo. Senta Sandonà, un suo commento su questa, insomma non ci si aspettava da Calderoli l'impugnazione della legge di bilancio del Veneto, come la spiega? Beh, intanto oggi sono attese le motivazioni dell'impugnazione della legge di stabilità della Regione Veneto. Ricordiamo solo per quell'articolo che riguarda l'eventuale, diciamo così, restituzione dei tributi versati per quel che riguarda l'addizionale regionale e l'IRAP. Quindi coloro che non avessero adempiuto al versamento di questi tributi, la Regione li chiedeva, diciamo, c'era un passaggio in meno praticamente previsto nella legge di stabilità, cioè erano richiesti direttamente qui in Veneto, insomma, no? Richiesti direttamente alla Regione anziché passare attraverso il giro dello Stato. Questo era il senso di questo articolo, fra l'altro di per sé, insomma, un articolo abbastanza innovativo e con nuove idee per quel che riguarda anche la finanza locale, che il governo ha ritenuto di impugnare. Noi appunto oggi attendiamo le motivazioni, con quelle potremo essere anche maggiormente precisi nel motivare l'azione del governo. Sì, molto chiaro. Allora andiamo in diretta a Vicenza da Luisa Bertini, perché ci sono notizie riguardanti 4.400.000 euro dai fondi PNRR che andranno a finanziare i progetti del territorio relativi al sociale. A te la linea, Luisa, grazie. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Marco Zocca, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Vicenza, perché oggi è stato siglato un importante accordo tra l'ULSS 8 e il Comune, o meglio i 37 comuni del bacino, 4.400.000 euro che andranno a finanziare dei progetti PNRR, quindi rivolti al sociale, che riguardano diversi ambiti. Ce ne parla? Certo, oggi è stato firmato un accordo anche unico nella Regione Veneto, perché vede in collaborazione i 37 comuni dell'ambito VEN6, di cui Vicenza è il capofila, e accanto a noi c'è l'ULSS 8 Berica. Quindi c'è un accordo sociale e sanitario. Sono più di 4.400.000 euro, riguardano 4 progetti molto importanti. C'è un progetto che si rivolge alle famiglie e ai minori, quindi un progetto che andrà a tutelare il distacco, il mantenimento del bambino all'interno delle proprie famiglie. 2 progetti che riguardano gli anziani non autosufficienti, sia per quanto riguarda la dismissione ospedaliera, sia per quanto riguarda l'aggiornamento degli immobili, delle case dove loro devono vivere. L'ultimo è un importante progetto sulla disabilità, riguarderanno quindi una sedicina di disabili e verranno messi all'interno di luoghi dove potranno vivere in modo autonomo e cercare di lavorare sempre in modo autonomo. Ecco, c'è l'accordo, quali sono le tempistiche per realizzarli? Beh, la tempistica, come ogni missione e progetto del PNRR, ha una scadenza finale che è il 30 giugno 2026. Per quanto riguarda la disabilità, la convenzione è già firmata. Noi abbiamo fatto un protocollo con Atter al fine di individuare gli appartamenti necessari per dar sviluppo, e quindi penso che all'interno del fine anno questa parte avrà vita. Gli altri accordi sono già stati presentati giù al Ministero. Ritengo che a breve arriverà la convenzione e quindi appena avremo la convenzione andremo ad attuarli velocemente. Ecco, io ringrazio l'assessore Marco Zocca e restituisco la linea a voi a studio. Grazie a Luisa Bertini e all'assessore Zocca. Volevo tornare da Luciano Sandonà, perché ci sono altri temi di cui si occupa Calderoli, che è quello ovviamente
dell'autonomia. Poi ieri c'è stata la notizia del siluro lanciato dal governo contro il super bonus, quindi stop alla cessione dei crediti, allo sconto sulla fattura. L'autonomia avanza spedita, ci sarà presto, a marzo, ha detto Calderoli, la conferenza Stato-Regioni con le province e i comuni, era una delle tappe importanti. Voi che sensazione avete a questo punto? È stato tra l'altro inserito nuovamente nel team della delegazione trattante, è sempre stato lì, ma adesso avrà ancora più leve da muovere il professor Mario Bertolissi. Va tutto secondo i programmi, Sandonà? Diciamo che con Calderoli, con il nuovo governo, c'è stata un'accelerazione notevole per quel che riguarda l'autonomia. Insomma, questo progetto di legge, disegno di legge che è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri una settimana, 10 giorni fa, sicuramente va nella direzione di portare avanti l'autonomia. Il ministro Calderoli l'ha annunciato che verrà portato alle Camere entro marzo, e anche questa è una buona notizia. E poi c'è questa appunto la formazione di questa delegazione, di questo gruppo di esperti che poi daranno i giudizi sui singoli temi che riguardano l'autonomia, le singole materie, di cui farà parte non solo il professor Bertolissi, ma anche il professor Giovanardi e anche gli altri esperti che erano stati nominati dalla Regione Veneto. Quindi credo che su questo fronte ci sia massimo ottimismo, anche vista, chiamiamola, la vivacità del ministro Calderoli. Perlomeno l'autonomia è diventata centrale per quel che riguarda l'azione del governo, e anche centrale per quel che riguarda il dibattito politico in questo momento. Quindi anche ieri sera sentivo le trasmissioni nazionali e fra i temi del governo Meloni c'è sicuramente nei primissimi posti l'autonomia. Per noi della Lega, l'abbiamo ribadito più volte, è il tema principale, e il tema principale che dovrà portare avanti il governo. Collegheremo con Villafranca, dove è stato fatto un colpaccio al Super Enalotto. Sapete che, abbiamo detto prima, ci sono 371 milioni, questa è la somma totale vinta. Ci sono vincitori anche in Veneto, in Friuli Venezia Giulia. A Villafranca qualcuno ha vinto versando 5 euro, 4 milioni di euro, e dovremmo avere, anzi la vedo già pronta, Chiara Gaiani. A te la linea, Chiara, grazie. Buongiorno, ci troviamo a Villafranca. La Dea Bendata ha baciato questa città alle porte di Padova. Proprio in questa tabaccheria infatti è stato venduto un 6 da 4 milioni di euro. Vediamo se troviamo il titolare. Eccolo, il signor Carlo Tessari. Buongiorno. Allora, 4 milioni di euro. Ieri è stato venduto questo 6? Penso tra ieri mattina e pomeriggio, massimo mercoledì mattina, il giorno prima. Uno di questi 2 giorni qua. Ascolti, è una cosa eccezionale, era mai capitata nella vostra tabaccheria? C'è stata una vincita l'anno scorso di un biglietto della Lotteria Italia per 20.000 euro, uno dei premi l'unico premio della provincia di Padova. E questa qua è la vincita più grossa che c'è stata qui dentro. Ovviamente tutti si chiedono chi possa essere il fortunato vincitore. Lo sapete voi? No, non lo conosco, solo che ho ricevuto una telefonata con la quale mi ha ringraziato di quello che è successo. Mi fa molto piacere, anche a me, ho detto sicuramente, mi fa molto piacere che l'abbia fatto. Beh, una persona, un maschio? Maschio sicuramente, poi non so dire di più perché è al telefono, per cui non lo posso sapere. Ieri mattina c'è stata parecchia gente, tra ieri mattina e pomeriggio, che ha giocato qui, per cui non lo so, non lo posso sapere, insomma. Ecco, l'idea che si è fatta è che sia una persona comunque del posto. La vostra clientela abituale di solito com'è? Non lo posso sapere che sia un cliente abituale o di passaggio, solo che mi ha telefonato per ringraziarmi. Tutto lì. Non posso dire di più perché non lo saprei, insomma.
Ascolti, in questi casi... Sicuramente è un cliente che è già stato qua altre volte, perché però non lo so, mi dica. Ascolti, in questi casi la tabaccheria riceve qualcosa oppure... In modo particolare, cioè in definitivo, però non lo so, cioè, spero insomma che qualcosa, non so dalla parte del gestore del gioco se arriva qualcosa, però non lo posso sapere per il momento. Ascolti, lei si ricorda questa telefonata? Che contenuto aveva? Che cosa le ha detto? Le sembrava emozionato? Mi ha ringraziato del fatto che ha vinto, che ha ricevuto la ringrazio del biglietto che mi ha venduto, mi ha detto, tutto lì. Mi fa molto piacere, ci conosceremo più avanti, che magari mi farò vedere, tutto lì. Ascolti, i suoi clienti hanno commentato questa notizia, immagino, stamattina? Da stamattina presto, già da ieri sera qualcuno mi aveva mandato un messaggio sul telefono che non avevo neanche visto, poi ho visto tutto stamattina e da là in poi è stato così, insomma. Si sente un po' fortunato anche lei? Sicuramente. Mi fa piacere che sia successo. Ecco. Ascolti, vediamo allora se troviamo qualche cliente. Guardi, ce n'è uno allora, mi dicono che lei è anche una persona famosa qui a Villafranca. Lei cosa pensa di questa vincita? Pensa di conoscerla? Magari fosse vero che lo conoscesse, andrei a trovarlo subito, vedere se qualcosa magari arriva per casa, ma ho paura che non arriverà niente. Questo alle 6 stamattina mi ha svegliato, perché era convinto che fossi io. Perché lui mi ha mandato un messaggio, pagherai da bere, mi ha scritto, perché c'è stata fatta sta vincita, e poi ci siamo sentiti al telefono. Siamo in amicizia. Ma gliel'ha offerto, gliela offrirà qualcosa per un caffè? Spero che a venire qua a trovare le pasti, che siamo in carnevale, qualche frittella, qualcosa. Niente, è proprio un taccagno. Bisogna dirlo quello che è. Ascolti, ma lei invece ha mai vinto qualcosa? L'unica volta che ho vinto una volta 1000 euro, ma insomma, li ho già rimangiati. Ascolta, che cosa ne pensa comunque del gioco? Bisogna fare attenzione però che non diventi una cosa patologica, che non diventi... Bisogna stare attenti con i soldi, perché naturalmente sappiamo che è sempre più difficile arrivare alla fine mese. Io non mi lamento, perché posso dire che non mi lamento, però bisogna stare molto molto attenti. Comunque fortunato quello che li ha presi e le auguro buona fortuna. E lei ha giocato? Sì, ho giocato, ma una schedina. Che se vengono fuori i miei li prendo tutti, da solo però. Quei numeri se vengono fuori prendo solo quella, ecco, vediamo, che non verrà mai fuori. Vediamo se c'è un'altra cliente e poi vediamo se anche questa signora ha voglia di raccontarci che cosa ne pensa di questa vincita. È fortunato quello che ha vinto, purtroppo sì. Ma secondo lei potrebbe regalare qualcosa a Villafranca, alla tabaccheria? Visto Guardi, non sapendo chi è, non saprei dirle, non saprei. Comunque 4 milioni di euro ti cambiano la vita, cosa ne pensa? Certo, sì, sono tanti. Ecco, facciamo venire fuori la signora Sabina. Lei è felice? Sì, felicissima, felicissima. Chissà che sia andato in mano a qualcuno che ne ha bisogno. Ecco, e questo è quello che mi auguro. Ecco, e allora su questo augurio direi che da Villafranca possiamo restituire la linea allo studio in questo venerdì 17, che è stato un venerdì molto fortunato. Grazie Chiara, chissà che non abbia vinto la Gaiani, che d'altra parte le telefonate del presunto vincitore, sappiamo per esperienza, a volte sono dei depistaggi, nel senso che magari ha vinto una donna, fanno chiamare un signore e dire grazie molte, così almeno tutti dicono ecco sarà lui, sarà quello, e poi invece è una persona insospettabile. Dottoressa Dotto, qui è tanti soldi che sono arrivati, molti ne arriveranno con il PNRR, appelli a fare molta attenzione, soprattutto rivolti agli enti locali, ai comuni, perché ci sono ovviamente infiltrazioni mafiose in questo territorio e di altro genere, di organizzazioni criminali che su questi fondi puntano molto, no? Che è stato approntato moltissime volte durante le sue trasmissioni. Qui in Veneto purtroppo abbiamo una realtà che è l'esatta fotografia che ci viene evidenziata anche da parecchi quotidiani, no, locali. Purtroppo l''ndrangheta c'è, si è diffusa nel nostro territorio e quindi questo ci dà un campanello chiaramente d'allarme, nel senso che di fronte a tanti soldi e ingenti somme di denaro che provengono appunto dalla PNRR, è chiaro che bisogna attuare un'attività di controllo che sia
costante, ma il problema è tutto italiano, siamo le solite direttori, il problema è che in Italia i controlli non ci sono sempre e quindi queste situazioni spesso, ai noi, ci sfuggono. Quindi chi governerà questa regione nei prossimi anni e chi dovrà gestire queste ingenti somme di denaro dovrà prestare la massima attenzione, più attenzione di quanto non abbia prestato fino ad oggi, perché stiamo parlando, giusto appunto, l'abbiamo detto prima, di ingenti somme di denaro. Speriamo che i controlli ci siano, ma io non sono molto ottimista su questo tema, perché ne ho viste troppe e tante. Sì, come ex magistrato onorario, insomma, sappiamo che cosa ha visto anche, diciamo, nel ruolo di anticorruzione, no? E a un certo punto lei ha avuto anche questo ruolo. Allora, tra poco dovremo collegarci anche ancora con Christian Arboi da Treviso, perché ci sono delle scritte Novax di cui ci riferirà Christian Arboi appena sarà collegabile. Alberto Teso, come va la campagna elettorale per San Donà? Sta entrando nel vivo, dovremo votare verso la metà di maggio, aspettiamo il decreto che fissi la data, ormai gli schieramenti sono noti, ci sono io per il centrodestra, c'è la consigliera regionale Zottis per il centro-sinistra e c'è anche il ragionier Fantinello, il candidato del terzo polo, quindi sarà una competizione elettorale a tre, quindi questo rende ancora più interessante il dibattito e la discussione tra le varie parti in sostanza. Il centrodestra si presenta unito, quindi siamo molto soddisfatti di aver presentato dopo tanti anni, insomma, una coalizione unitaria. Il programma che abbiamo preparato prende le mosse in sostanza dal risultato della precedente tornata elettorale, non quella del 2013 ma quella precedente ancora, quando il centrodestra era a governo a San Donà. Ora pensiamo a puntare a una organizzazione diversa, per esempio della gestione della cosa pubblica. Abbiamo parlato di PNRR, un punto importante del nostro programma sarà quello di tentare di centralizzare tra i vari comuni che orbitano attorno al Piave, che sono San Donà di Piave, che è il più popoloso, una notizia di ieri, siamo quasi a 42.000 abitanti, poi ci sono Musile, Noventa e Fossalta, sono 4 comuni che gravitano attorno alla stessa area. Una mia idea è quella di creare un polo unitario per la gestione dei bandi di finanziamento, perché molto spesso i comuni, soprattutto quelli più piccoli, non hanno le competenze all'interno, le figure professionali necessarie per poter partecipare a questi bandi, che spesso sono molto complicati, pare quasi addirittura che ci siano funzionari che si adoperano per trovare errori e incongruenze per non ammettere poi l'ente richiedente al finanziamento. È molto importante che siano preparati con criterio. Io ne ho visti parecchi perché nella veste di dirigente di Confcommercio sono in Camera di Commercio e quindi lì bandi ne avevamo gestiti parecchi e vedevo, insomma, sia l'interesse da parte degli enti che la difficoltà di accedere a questi finanziamenti. Unendo più comuni sarebbe possibile trovare una figura professionale competente, magari con un curriculum importante, in grado di gestire nell'interesse comune di tutte le entità territoriali l'accesso a questi finanziamenti. È importante saperli intercettare, perché abbiamo parlato adesso di vincite al Superenalotto, bisogna almeno comprare un biglietto per vincere, quindi per partecipare ai bandi bisogna saper presentare le domande, non possiamo lamentarci che non arrivano i finanziamenti se non presentiamo domande fatte bene e in maniera tempestiva. Serve professionalità e su questo dobbiamo concentrarci. Martedì 21 febbraio saranno 3 anni dall'inizio del Covid, della pandemia, all'epoca lo chiamavamo coronavirus. Lunedì sera a Focus avremo un'intervista, un riepilogo di questi 3 anni da parte del governatore Luca Zaia. Nella seconda parte di Focus un dibattito pro e contro la sanità del Veneto. Ma torniamo a Treviso a proposito di pandemia, perché sono comparse delle scritte Novax. Qualcuno ha imbrattato nuovamente i muri. A te la linea, Christian.
Sì, direttore, c'è chi festeggia questi 3 anni, tra virgolette, in questa maniera, ed è una maniera del tutto inedita nelle modalità. Ce lo aveva detto nel precedente collegamento il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Scritte cubitali, eccole, sono scritte di 3-4 metri perlomeno, non ce l'aspettavamo di certo così, nemmeno io e Nicoletta Rizzetto. In questi anni abbiamo raccontato tanti raid vandalici, ma questo probabilmente è il più grave, perché tutta la scuola, tutto l'edificio esterno è stato imbrattato con scritte di questo tenore. Non possiamo entrare, non siamo stati autorizzati, ma le scritte ben si vedono anche qui fuori dai cancelli della scuola statale primaria Rambaldo degli Azzoni. Siamo nel quartiere San Giuseppe di Treviso, in via Paludetti per intenderci. I bambini stanno uscendo proprio adesso da scuola, stanno arrivando anche alcuni genitori e questa quindi è la scritta: Vax uguale morte. In altre parti dell'edificio invece si fa riferimento agli infarti, si parla di bambini, insomma scritte anche abbastanza violente, considerando che ci troviamo appunto in una scuola elementare. Questa mattina ci sono stati anche dei disagi. Lo stesso Gallo poco fa ai nostri microfoni parlava di una possibile indagine anche per interruzione di pubblico servizio. Di certo, direttore, parliamo anche di un danno di parecchie migliaia di euro, perché qui ci vorrà, per imbiancare ci vorranno delle impalcature, servirà un'opera di restyling importante. Stiamo anche intercettando con Lucio Zanato in questi minuti il sindaco Mario Conte per un commento appunto di questo ennesimo raid vandalico, ma appunto dalle proporzioni insomma importanti. Tra l'altro stanno indagando i carabinieri, stiamo restringendo il campo perché stanno uscendo i bambini, alcuni sono anche vestiti da carnevale, però per l'appunto questo non è uno scherzo, è un atto vandalico in piena regola. Direttore, ti restituirei la linea qui da via Paludetti con Nicoletta Rizzetto. Grazie molte Cristian. Delle due l'una: o avevano i trampoli questi signori oppure sono arrivati con delle scale, perché riuscire a scrivere dal tetto alla base dell'edificio non c'è altra maniera. Un fatto gravissimo, vedremo gli sviluppi dell'inchiesta. Dobbiamo andare in pubblicità un minuto e poi torniamo con Luciano Sandonà, Isabella Dotto e Alberto Teso. A tra poco. Incredibile, avete visto le immagini, servizio in diretta di Christian Arboit che mostrava gigantesche scritte Novax su una scuola. Potrebbero aver usato anche dei rulli con dei lunghi bastoni, ma insomma sta di fatto che è incredibile che nessuno non li abbia visti e abbia avvertito subito le forze dell'ordine. Sandona, come le vede le prossime amministrative per la Lega in particolare? Anche qui si parla, dopo i successi alle politiche, alla Lombardia, alle regionali in Lombardia e in Lazio di Fratelli d'Italia, insomma la Lega cerca di recuperare posizioni, no? Beh, direi che le elezioni regionali in Lombardia e in Lazio sono andate bene complessivamente. Il centrodestra ha fatto un ottimo risultato e anche la Lega ha fatto un buon risultato, in quanto ci sono delle percentuali sicuramente in crescita rispetto alle politiche di qualche mese fa. Per quel che riguarda invece le amministrative, sappiamo che è una partita molto complessa, che poi deve essere vista comune per comune, perché poi tutte le situazioni sono molto diverse. Abbiamo 2 capoluoghi di provincia che vanno al voto in Veneto, dove noi abbiamo un ottimismo di base, avendo 2 sindaci uscenti, sicuramente Mario Conte a Treviso, che è un sindaco della Lega che ha fatto molto bene e credo insomma riproporrà
ancora con maggiore intensità il suo progetto amministrativo a Treviso città, e lì insomma c'è un grande ottimismo. Lo stesso dicasi anche per Vicenza, dove sarà candidato il sindaco uscente, che non è un sindaco di centrodestra, che è Rucco, che porrà anche lui la sua sfida. Poi ci sono tanti centri minori, anche città importanti nel Veneto. Prima si citava San Donà di Piave, dove insomma ci presentiamo dappertutto con sicuramente le proposte amministrative molto interessanti, e anche dei candidati insomma che pensiamo di porre come coalizione, che siano il meglio della società civica, dei singoli della società civile, dei singoli territori, ecco. E quindi abbiamo un ottimismo di fondo. Anche vediamo che dall'altra parte, per quanto riguarda il centro-sinistra, in questo momento a livello politico e anche a livello di regionali c'è un vuoto assoluto. Per quel che riguarda insomma sia il PD che i 5 Stelle è stato fatto un risultato, direi, più che deludente in tutte le regioni dove siamo, sia nel Lazio che nel Lombardia, dove siamo andati al voto appunto settimana scorsa. Quindi credo che insomma in questo momento, anche con l'azione di governo, che mi sembra un'azione di governo equilibrata ma anche decisa in certi determinati temi, vedi non ultima l'autonomia, ma anche le ultime decisioni che è stato fatto dal governo di centrodestra, insomma questo ha servito se non altro a rafforzare i partiti e la coalizione stessa. Bene. Dottoressa Dotto, a Vicenza si ricandida Francesco Rucco, ma cosa sta succedendo? C'è Giorgio Conte che pare voglia rappresentare una parte del centrodestra candidandosi a sua volta. Che succede? Giorgio Conte, avevo letto questa notizia sul giornale, d'altra parte notizia che era uscita anche qualche mese fa sul giornale di Vicenza in particolare, anche su TV. Ma guardi, il partito Fratelli d'Italia ha avuto una riunione a Roma l'altro giorno e ha liquidato le parole, le espressioni che sono state proferite da Giorgio Conte come una posizione squisitamente personale. Quindi diciamo che evidentemente è stata rispedita al mittente, anche perché il partito, tutto il centrodestra, la coalizione del centrodestra a livello regionale avrebbe già espresso l'intento di appoggiare la candidatura del sindaco uscente. Questo è ciò che è emerso. Molto chiara. Alberto Teso, ovviamente il centro-sinistra, anche a San Donà di Piave, dopo il mandato di Cereser, tenta comunque di restare in sella. Che bilancio fa, diciamo, delle forze in campo, al di là di quello che sarà il voto? Noi partiamo con dei pronostici favorevoli, perché il centrodestra anche nel 2018, che aveva presentato 2 liste distinte perché c'era stata una contrapposizione interna, era arrivata al 48,6% al primo turno, quindi mancava veramente qualche centinaio di voti per arrivare a maggioranza assoluta. Noi puntiamo a questo, con tutte le liste unite, un candidato unitario, un clima positivo all'interno della coalizione. Il nostro obiettivo è vincere il primo turno. Col massimo rispetto dei miei contendenti, sarà una campagna elettorale sicuramente equilibrata e fondata su argomenti concreti, che potrà arricchire comunque tutti e tre, anzi, i contendenti, però insomma è chiaro che puntiamo a chiudere la partita già al primo turno. Benissimo, dobbiamo chiudere qui questa edizione del Focus TG, ovviamente ci rivedremo domani alle 12 in punto. Stasera ricordatevi alle 21:15 il nostro talk. Saluto e ringrazio molto Luciano Sandonà. Grazie Sandonà, grazie, a presto, buon lavoro. Isabella Dotto, buonasera, buongiorno, io del Focus. Siamo abituati perché ci vediamo la sera. Ci vediamo la sera, ci vediamo la mattina. E grazie molte ad Alberto Teso. Grazie avvocato, buona giornata, arrivederci. Tony Esposito in regia con Mattia Pizzaia anche oggi. Buona giornata, arrivederci.